Essilor Luxottica punta i riflettori sulla miopia nei bambini, sull'importanza della prevenzione, sulle nuove soluzioni tecnologiche come Stellest, e lo fa a Catania con il supporto di Angioluzzi Occhiali, che da più di 60 anni è a fianco della salute visiva di tutte le famiglie sul territorio siciliano, in un incontro dal tema i genitori e la protezione visiva dei loro bambini. Cosa pensano le famiglie italiane sulla gestione della miopia? Sicilia Magazine ha seguito con particolare attenzione l'incontro per raccontarvi quanto la prevenzione sia lo strumento fondamentale. Un genitore su 3 non sa definire esattamente di che cosa si tratta quando si parla di miopia, e al contrario solo un genitore su 3 sa che quando la miopia compare in età precoce, la probabilità che la miopia progredisca nel tempo aumenta. Questi sono 2 indicatori che ci fanno pensare che appunto il lavoro di informazione da fare sull'Italia è veramente ampio. Ci sono delle nuove soluzioni oggi che permettono non solo di correggere la miopia, ma anche di provare a controllare la sua progressione nel tempo. Dalla nostra survey emerge come l'85% dei genitori oggi ancora non sa che esistono delle soluzioni innovative così importanti per la salute visiva dei loro figli. Il ruolo di questa nuova tecnologia è molto importante, perché normalmente quello che veniva fatto con i miopi, con i bambini miopi, era semplicemente di correggere la visione, fare in modo di ripristinare la qualità visiva a distanza, ma quello che poi accadeva era abbastanza spesso un aumento della progressione della miopia di anno in anno. Oggi la tecnologia HALT all'interno delle lenti Stellest ci permette invece di rallentare la progressione. Tutto ciò grazie a una microtecnologia all'interno della lente oftalmica che si presenta esteticamente identica ed uguale ad una lente correttiva per la miopia, ma questa tecnologia con queste microlenti ci permette in qualche maniera di ingannare l'occhio, di ingannare la retina e fare in modo che non ci sia un aumento della sua lunghezza assiale, cioè che l'occhio non diventi più lungo e quindi di conseguenza che non aumenti il valore della miopia. La perfezione si raggiunge con l'alta tecnologia, la tecnologia si raggiunge con i grandi investimenti, e sicuramente Essilor Luxottica è un'azienda che lavora solo e esclusivamente ad alto livello, quindi per noi è una condizione indispensabile lavorare con Essilor, perché rappresenta il meglio del prodotto che possa esserci al momento sul mercato. I progetti futuri passano di nuovo attraverso la tecnologia. Difatti con Essilor abbiamo fatto un piano per organizzare i nostri negozi con la tecnologia più avanzata. Oggi gli strumenti ottici sono ben diversi da quelli con cui abbiamo cominciato a lavorare, o cominciò il nostro padre a lavorare. Oggi le lenti sono di altissimo livello, sono prodotte in maniera eccellente, ma devono essere poi lavorate e applicate su una montatura in maniera altrettanto eccellente. Quindi tutto passa attraverso l'innovazione, attraverso la concretizzazione di eccellenze che devono mettersi insieme per raggiungere il benessere visivo. La miopia non è solo un numero, 2, 3, 4, 5, 6, 8, non è solo spessore delle lenti, è patologia. L'occhio miope è un occhio lungo, più è lungo l'occhio, più la retina è stirata, più è sottile, quindi più è predisposto a 2 grandi patologie altamente invalidanti, che sono il distacco di retina e la maculopatia miopica, cioè la malattia della retina centrale della macula tipica dei miopi. Queste 2 malattie sono fonti di grave ipovisione, se non addirittura in alcuni casi estremi di cecità. Quindi cercare nei bambini di ridurre la progressione della miopia non è solo un fatto estetico, un fatto di lenti, di peso degli occhiali, anche questo è importante, ma è soprattutto assicurare un futuro, una vecchiaia a questi bambini che saranno gli anziani di domani, una vecchiaia lontana da gravi patologie oculari.